Bene, non ci sono aggiornamenti per questa edizione, dunque è tutto. Io vi lascio a barzellette a seguire alla telenovela. Manuela, grazie per essere stati con noi, una buona serata su Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. La palazzina crollata a Messina, si cercano i 3 dispersi, ma è sempre più improbabile la possibilità di ritrovarli in vita. Lavoro incessante dei soccorritori tra le macerie. 3 gli indagati, da oggi i primi interrogatori. Violenza ad Agrigento, coltellati 2 giovani, un 17enne lotta tra la vita e la morte dopo una violenta rissa a San Leone. Arrestato un 26enne gambiano con l'accusa di tentato omicidio e rissa. Rischio caos alle prossime elezioni amministrative, lo denuncia il Movimento per l'Autonomia, tornando sulla vicenda del sindaco di Serra di Falco. In carica nonostante la legge regionale lo vieti, lo scontro sale di tono e 20 sindaci si schierano con il ribelle. Spiagge prese d'assalto in Sicilia, mare, sole e stabilimenti affollati. Per molti iniziano le vacanze, tra bagni, relax e il desiderio di lasciarsi alle spalle la routine quotidiana. Caldo e incendi, torna l'allerta in Sicilia, Palermo e Catania in bollino rosso per le ondate di calore con temperature percepite fino a 38 gradi. Resta alta l'attenzione per il rischio incendi con la protezione civile che mantiene la preallerta su tutta l'isola. Poi il calcio, Palermo pronto per la tournée in Australia, in programma amichevoli contro il Melbourne e la Juventus. Intanto Osti dice no agli olandesi della Z Alkmaar per Ranocchia. E poi la Serie C, Catania, test positivo a Norcia contro il Ravenna. I rossazzurri vincono 3-2, si proiettano alla settimana che porterà alla prima sfida ufficiale in Coppa Italia col Vicenza. La nostra edizione del mattino si apre con una tragica notizia. Una ragazza di 16 anni è morta a Messina cadendo da un balcone di un edificio nel rione provinciale. Le condizioni della giovane di origini straniere sono apparse sin dai primi istanti di estrema gravità. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure. Immediato poi il trasferimento d'urgenza in codice rosso verso il vicino pronto soccorso del Policlinico, dove la ragazza versava in condizioni gravissime, avendo riportato un severo politrauma e diverse lesioni interne ed esterne causate dal violento impatto col suolo. Resta ora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire i contorni della vicenda e capire esattamente cosa sia successo, non escludendo al momento alcuna ipotesi. E torniamo alla palazzina crollata a Messina, si cercano i 3 dispersi, ma è sempre più improbabile la possibilità di ritrovarli in vita. Lavoro incessante dei soccorritori tra le macerie. Sono 3 gli indagati, da oggi i primi interrogatori. Tonino De Mano. Una ricerca continua e disperata da giovedì pomeriggio con droni, cani molecolari, mezzi meccanici e a mani nude alla ricerca dei 3 dispersi rimasti sotto le macerie dopo il crollo della palazzina a Pistunina. Tra i morti accertati Carmelo Leone, 71 anni, noto imprenditore e proprietario del palazzo, la sorella Rosa, 63 anni ed Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa dell'Emporio Cinese. All'appello mancano ancora Sara Leone, il cognato Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lariu, originario dello Sri Lanka. Stiamo lavorando su più fronti, incessante l'opera dei soccorritori. Abbiamo degli indizi e degli elementi che ci stanno sostenendo nei punti di ricerca, che sono sempre 2 fronti che avanzano l'uno verso l'altro di scavo. Strada statale 114 interdetta al traffico per agevolare i mezzi di soccorso, camion carichi di detriti e macerie che fanno la spola con un'area appositamente allestita dal comune di Messina nei pressi dello stadio San Filippo. Predisposto anche un servizio antisciacallaggio con rigidi controlli affidati
affidati ai carabinieri e alla polizia municipale. È una città sconvolta dal dolore, con il sindaco Basile che confida sulla magistratura affinché si possano accertare le cause e quindi i responsabili del disastro. 3 le persone indagate, accusate di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Si tratta di Alessandro Panarello, Pasquale Dalì e di Pietro Leone, ingegnere parente della famiglia, proprietario dello stabile. Quest'ultimo avrebbe negato ogni addebito. Secondo i PM la causa del crollo sarebbe da attribuire al cantiere aperto per l'ammodernamento dei locali del piano terra che avrebbe dovuto ospitare una macelleria. Da oggi i primi interrogatori. Violenza ad Agrigento, 2 giovani ferite a coltellate a San Leone. Il più grave è un 17enne operato d'urgenza, arrestato un 26enne con l'accusa di tentato omicidio e rissa. Davide Sarto. Notte di sangue a San Leone, frazione balneare di Agrigento. 2 ragazzi sono stati accoltellati durante una violenta rissa tra Piazzale Giglia e l'inizio di Viale dei Giardini. Il più grave è un 17enne di Villa Seta, sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Agrigento. Lotta tra la vita e la morte. Ferito anche un suo amico 20enne, raggiunto da una coltellata al ginocchio. Per l'aggressione i carabinieri hanno arrestato un 26enne di nazionalità gambiana, giardiniere residente ad Agrigento. Per lui la procura contesta i reati di tentato omicidio e rissa. Il pubblico ministero ha disposto il trasferimento in carcere. Davanti ai militari dell'Arma, il giovane ha sostenuto di essersi difeso, ha raccontato di essere stato accerchiato da un gruppo di ragazzi con i quali avrebbe avuto vecchi contrasti. Secondo la sua versione sarebbe stato minacciato con una pistola e un coltello mentre si trovava insieme alla fidanzata. I carabinieri hanno ascoltato anche diversi testimoni, compresa la giovane donna. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica della rissa e accertare le responsabilità dei partecipanti. 2 incidenti mortali nelle scorse ore in Sicilia, il primo sulla statale 121 all'altezza di Misilmeri in provincia di Palermo. Una persona ha perso la vita, il traffico è stato temporaneamente deviato sulla strada provinciale. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS e le forze dell'ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Il secondo sull'autostrada A19 Palermo-Catania all'altezza di Bagheria. Sono state coinvolte 3 autovetture, si registrano appunto altri feriti. Uno sguardo alla politica, a rischio caos alle prossime elezioni amministrative, lo denuncia il Movimento per l'Autonomia, tornando sulla vicenda del sindaco di Serra di Falco, in carica nonostante la legge regionale lo vieti. Per lui è pronto il provvedimento di decadenza, ma la regione prende tempo. Lo scontro poi sale di tono e 20 sindaci si schierano con il ribelle. Il punto di Maglio Viola. È ancora in carica il sindaco ribelle e adesso la vicenda diventa un vero e proprio scontro di natura politica, non solo tecnico-giuridica. Leonardo Burgio, primo cittadino di Serra di Falco, è stato eletto per un 3° mandato, nonostante la legge regionale disponga che se ne possano svolgere non più di 2 consecutivi. Il sindaco leghista, però, forte della legge nazionale che invece lo permette nel resto del paese e di una sentenza della Corte Costituzionale che però riguarda il Friuli Venezia Giulia, resta saldamente ancorato alla poltrona con il supporto dell'intero Consiglio Comunale. L'assessorato regionale alle autonomie locali lo aveva diffidato ed invitato a dimettersi e ora è pronto il provvedimento di revoca, ma la regione ancora prende tempo. Tocca al Movimento per l'Autonomia adesso lanciare l'allarme e invitare il presidente Schifani a firmare il provvedimento di rimozione. La posta in gioco non è il solo comune di Serra di Falco, si legge in una nota autonomista, ma la tenuta dell'intero sistema elettorale siciliano. Nella prossima primavera, infatti, decine di sindaci si troveranno nella medesima condizione e se ciascuno decidesse di invocare gli stessi argomenti alla luce del precedente di Serra di Falco, si rischierebbe una giungla istituzionale in cui ciascuno decide per sé quale legge applicare, con un contenzioso elettorale destinato a paralizzare decine di comuni. Ma agli autonomisti risponde un appello di una ventina di sindaci ed ex sindaci, non solo leghisti, per i quali la nota degli autonomisti è una presa in giro nei confronti dei cittadini. La questione va risolta nelle sedi giuridiche opportune e rimuovere un sindaco con un escamotage non è tollerabile. Sindaci ed ex sindaci di tutta la Sicilia, fra cui anche Silvio Cuffaro, annunciano di essere pronti a sostenere Burgio anche nelle sedi giuridiche opportune.
E cambiamo argomento, il primo weekend di agosto si è appena concluso, migliaia di persone hanno raggiunto le località balneari, complice il bel tempo e la voglia di staccare dalla routine tra sole, bagni e chiacchiere sotto l'ombrellone. Veronica Barbarino. Incominciano le ferie quando torno al mio paese. Spiagge affollate, ombrelloni aperti e tanta voglia di lasciarsi alle spalle la routine. Agosto entra nel vivo e per molti è finalmente arrivato il momento delle vacanze. C'è chi ha scelto il mare, chi si sposterà verso il fresco della montagna e chi invece dovrà aspettare ancora qualche settimana prima delle ferie. Qui a Marina abbiamo cambiato tappa, noi siamo della provincia di Catania, andiamo sempre a Taormina, stavolta qui a Marina. Agosto staremo a Ferla, nel mio paesino di montagna, al fresco. Ci godiamo la spiaggia, il mare che è uno dei più belli d'Italia, le ferie dopo Ferragosto. Ho fatto già 1 mese e mezzo, 2 mesi di mare, quindi non vedo l'ora di ritornare a Ragusa. Tra un tuffo, una tintarella e una passeggiata sul bagnasciuga, sotto gli ombrelloni non mancano le chiacchiere estive. Le chiacchiere di genitori con figli preadolescenti, adolescenti, quindi puoi immaginare, lascio a voi l'immaginazione. I capelli! Tra donne e i capelli, come fare a gestire i capelli in estate, il sole, il colore. L'estate ha ancora tanto da regalare, non resta che augurare quindi buone vacanze a tutti. E torna il grande caldo e con esso riecco gli allarmi, bollino rosso per ondate di calore in 2 capoluoghi siciliani e rischio incendio diffuso nell'intera isola. Maglio Viola. Il rischio incendi e ondate di calore è tornato. Nel paese 23 città sono a rischio e 2 di queste sono in Sicilia, Palermo e Catania. Il bollettino della Protezione Civile parla chiaro, bollino rosso in entrambe le giornate. Sia a Palermo che a Catania temperature percepite di 38 gradi. A Messina va un poco meglio, ma appena un poco, 38 gradi prima, 37 poi, cosa che fa scendere il livello di allerta da rosso ad arancione perché il caldo non è perdurante oltre le 24 ore. A Palermo, come ormai abitudine, inoltre stop totale alle carrozze trainate da cavalli per le 2 giornate. Sul fronte del rischio incendi la situazione resta altrettanto delicata, sebbene la pericolosità stimata dai modelli meteorologici sia classificata come media in 8 province e bassa nella sola provincia di Ragusa, la Protezione Civile siciliana ha dichiarato lo stato di preallerta su tutto il territorio isolano. Dal punto di vista meteorologico sono previste precipitazioni isolate o assenti, limitate a possibili rovesci pomeridiani solo sulle zone interne della Sicilia orientale, accompagnate da venti deboli e variabili. E adesso vi raccontiamo una bella storia, una piscina privata aperta a tutti, un modo per dare la possibilità di divertirsi anche a chi non può permettersi di andare al mare. Francesca Loi. Il telefono squilla, dall'altra parte c'è qualcuno che chiede di venire qui, in piscina. Noi siamo qui. Quando volete a disposizione. Il proprietario è lui, Salvo. Con la sua famiglia ha deciso di metterla a disposizione per chi non può permettersi una giornata al mare. Qui siamo a pochi minuti dal centro di Noto. Purtroppo al giorno d'oggi c'è tanta gente che non arriva a fine mese. Le mie piscine sono qua, i motori sono sempre accesi. Quindi se vengono persone non mi cambia niente perché non è che li devo prendere a spalla, portarli qua. Quindi sono liberi di venire tutti quelli che vogliono a passare una giornata con noi. Con questo caldo e soprattutto con i rincari sul carburante, un tuffo in piscina è un regalo che in molti stanno apprezzando. Una cosa molto molto bella è che oltre a scriverci i bambini, i genitori che vogliono venire qua, ci scrivono anche tante mamme, tante persone che vogliono tra virgolette aiutarci portando dolci, facendo ciambelle, portando gelati. Ma Salvo tiene molto alla privacy di chi viene qui. Tutto nella riservatezza al 110%, ci scrivono in privato, noi diciamo dove siamo, li facciamo venire qua. Un'iniziativa che potrebbe diventare un modello da seguire. Piscina gratis per tutti.
Siamo andati a spasso per Catania, incontrando tanti turisti che restano affascinati dalla bellezza dei monumenti in questa domenica d'agosto appena trascorsa, musei regionali aperti gratis. Una turista napoletana nel Teatro Romano ha detto bello come Pompei. Giusy Lazzara. In giro per Catania incontriamo tanti turisti che sfidano caldo e afa per visitare monumenti e siti che raccontano la storia di questa città. L'architettura, gli edifici e il barocco è tutto molto bello. Sono stata ieri sull'Etna. Mi piace Piazza Duomo, vicino alla pescheria, e il mare è piacevole. C'è chi vive a Francoforte, ma radici tutte siciliane. Le persone vengono volentieri, sono molto felici quando gli dici io sono siciliana, bellissimo, io sono stata qua. A spasso per il centro storico a Piazza Dante, il complesso dei Benedettini con la chiesa di San Nicola sotto il sole riflettono una luce speciale. Stupenda venire su da Via dei Crociferi e arrivare qua, vedere tutta la storia della festa di Sant'Agata e come siamo nei candelabri, bellissimo. E come ogni prima domenica del mese anche a Catania, musei regionali aperti e gratuiti. Entriamo nel Teatro Romano. Ci sono parecchie, concordanze con Napoli e i suoi dintorni, anche semplicemente questo meraviglioso anfiteatro che ricorda molto quello di Pompei. E dire che questo non è il periodo di massima affluenza. Il concetto di alta stagione nel turismo da noi funziona nei mesi che vanno da aprile fino a giugno. Il picco lo raggiungiamo nella prima metà di giugno, poi tutto rallenta, si ferma per ricominciare fra settembre e ottobre, da fine agosto in realtà, quando ricomincia il turismo straniero, quello di gruppi, quello organizzato, quello che in realtà fa i numeri. In vacanza anche le famiglie con bambini, un'occasione in più per conoscere le bellezze senza tempo. E adesso una pausa, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, Palermo in partenza verso l'Australia per la tournée di agosto, in programma amichevoli contro il Melbourne e la Juventus. Intanto Osti dice no agli olandesi della Z Alkmaar per Ranocchia. Marco Gullà. Chiuso il sipario sul ritiro alpino di Santa Cristina Val Gardena per il Palermo di Inzaghi, è già tempo di allacciare le cinture verso un'altra avventura. La truppa rosanero in queste ore spicchierà il volo alla volta dell'Australia. Il programma della tournée australiana si preannuncia significativo. Il primo impegno, segnato in rosso sul calendario, è per il 7 agosto, quando andrà in scena la gara contro il Melbourne City, sfida tra consorelle del City Football Group, con in palio l'Anglo Palermitan Trophy. Il momento clou della spedizione arriverà però l'11 agosto, quando all'interno della manifestazione internazionale calcio italiano, che vedrà impegnate anche Milan e Inter, i ragazzi di Inzaghi incroceranno la Juventus. Sul mercato, dopo l'arrivo di Dominic Vavassori, il DS Osti lavora anche per un'alternativa a Poyampalo, tutto legato anche alla permanenza o no di Jérémy Ledoiron, ma sull'attaccante francese al momento c'è scarso interesse da parte di altre società. Il mercato del Palermo non riguarda soltanto gli acquisti. Dall'estero è arrivato un forte interesse per Filippo Ranocchia, finito nel mirino della Z Alkmaar. Il club olandese avrebbe presentato un'importante offerta alla società rosanero per assicurarsi il centrocampista, una proposta che almeno per il momento non ha scalfito la posizione del Palermo. La dirigenza siciliana infatti considera Ranocchia uno dei punti fermi della squadra e non avrebbe alcuna intenzione di privarsene. E adesso la Serie C, rossazzurri già proiettati alla settimana che porterà alla prima sfida ufficiale in Coppa Italia col Vicenza. Marco Carli. L'omaggio al grande Franco Baresi, al minuto 6 il numero della sua maglia, nel test fra il Catania e il Ravenna di Norcia, il momento del ricordo. Poi sono arrivati i primi gol del ritiro umbro, l'evoluzione delle idee tattiche di Longo davanti ai tifosi che chiedono di riportare a casa il vecchio logo. Il tecnico etneo, con Ravenna di Mandorlini, ha schierato i suoi col 4-3-3 nel primo tempo, Pagliai e Donnarumma sugli esterni, Menez da mezzala e davanti Lunetta, Leonardi e Cicerelli. Sono stati i romagnoli ad andare in vantaggio con Spini,
Il Catania ha pareggiato con Corbari, a suo agio nel ruolo di mezzala pura, e bravo a sfruttare la grande progressione sulla destra di Lunetta. Nel secondo tempo Longo, che a breve potrà contare su Perrotta, un anno di contratto per lui con opzione per il secondo, cambia interpreti. Davanti ci sono Rolfini e Caturano con ai lati Liguori e Bruzzaniti. Il primo va in rete per il 2-1 su cross di Raimo, mentre i due esterni confezionano il gol del 3-1, assist dell'ex Pineto e rete del nuovo arrivato Liguori. Il Ravenna accorcia con Orellana, ma le sensazioni per Longo sono buone. Sabato l'esordio ufficiale in Coppa Italia col Vicenza. E per questa edizione è tutto. TG Sicilia torna alle 13:30. Adesso la rassegna stampa curata oggi per noi da Orazio Longo. Grazie e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.